Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Andiamo al video. Il Real Madrid si trova ad affrontare un'estate di decisioni importanti, e uno dei casi ci sta attirando attenzione è quello di Edoardo Camavinga. Il centrocampista francese di 23 anni non ha trovato la continuità sperata in questa stagione, e la sua situazione ha suscitato l'interesse del Napoli, che sarebbe disposto a provare ad acquisirlo in prestito per la prossima stagione. L'accordo proposto in Italia prevederebbe che il Napoli si facesse carico del 70% dello stipendio del giocatore, una condizione che potrebbe generare dibattito all'interno della dirigenza del Real Madrid. Il Real Madrid non considera Edoardo Camavinga un problema, ma comprende che la sua crescita richiede continuità. Il francese ha alternato prestazioni di alto livello a periodi più discontinui, il che gli ha reso difficile affermarsi come titolare inamovibile. In un centrocampo altamente competitivo, ogni minuto conta, e il club sa che una stagione con un ruolo di primo piano può aiutarlo a ritrovare fiducia, ritmo e spirito competitivo. Il Real Madrid sta valutando l'offerta del Napoli per Edoardo Camavinga. L'interesse del Napoli arriva in un momento opportuno. Il club italiano cerca di rinforzare il centrocampo con un giocatore fisico, dinamico e con una solida esperienza, e Edoardo Camavinga si adatta perfettamente a questo profilo. La sua capacità di superare le linee avversarie con il dribbling, pressare dopo aver perso palla e svolgere diverse funzioni a centrocampo lo rende un'opzione interessante per una squadra che punta a tornare a competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa. Per il Real Madrid, la chiave saranno i termini dell'accordo. Un semplice prestito, senza obbligo di riscatto, permetterebbe al club di mantenere il pieno controllo sul futuro del giocatore. È inoltre rilevante la disponibilità del Napoli a coprire il 70% dello stipendio, in quanto ridurrebbe il monte ingaggi senza la perdita definitiva di un giocatore che ha ancora molto potenziale. A Valdebebas, l'intenzione è di non affrettare i tempi, ma tutte le opzioni vengono analizzate. Il Napoli sa che non sarà facile convincere il Real Madrid, ma comprende anche che le circostanze potrebbero giocare a suo favore. Edoardo Camavinga ha bisogno di giocare con continuità e di un ambiente in cui si senta valorizzato. Al Santiago Bernabéu, le aspettative sono altissime e la competizione interna non lascia spazio a errori. A Napoli, invece, potrebbe assumere un ruolo di leadership fin dal primo giorno e avere responsabilità in un campionato tatticamente impegnativo e competitivo. Il Real Madrid ha già dimostrato in altri casi di non considerare i prestiti come punizioni, bensì come strumenti di crescita. Se il destino gli garantirà spazio, grandi aspettative e un piano chiaro, il Real Madrid potrebbe valutare un prestito temporaneo. La priorità sarà tutelare il valore del giocatore ed evitare un trasferimento che potrebbe essere interpretato come una perdita di fiducia. Camavinga è ancora giovane, ha già giocato in nazionale e possiede qualità uniche per tornare come un giocatore più completo. Un possibile prestito di Edoardo Camavinga avrebbe senso se tutte le condizioni fossero favorevoli. Il giocatore otterrebbe maggiore continuità di gioco, il Napoli si assicurerebbe un centrocampista di alto livello e il Real Madrid manterrebbe i suoi diritti, senza escludere un ritorno. La copertura del 70% del suo stipendio sarebbe un fattore importante, sebbene non è unico nella decisione. L'esito dipenderà dall'atteggiamento del giocatore e dalla fermezza del Napoli. Il Real Madrid non rinuncerà a un giocatore con un potenziale così elevato, ma non vuole nemmeno che Edoardo Camavinga subisca un'altra stagione caratterizzata da prestazioni altalenanti e scarsa condizione fisica. Se il Napoli presentasse un progetto convincente, un prestito potrebbe diventare una soluzione strategica. Il Real Madrid dovrà decidere se tenerlo per permettergli di competere fin da subito o lasciarlo crescere lontano dal Bernabéu in una stagione cruciale. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Camavinga è un buon nome per il Napoli? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli!